Ciao a tutti, vi faccio vedere come avevo promesso la parata alta, così con calma a casa la potete un po' studiare. Allora, partiamo dalla posizione in piedi, quindi incrociamo un braccio che passa, in questo caso il destro passa davanti al sinistro, va su, para, sopra la testa, un pochino sopra la testa, e l'altro braccio va al fianco, vedete? Non è che rimane così, perché da qui, dopo aver parato, potrei farne un'altra, oppure colpire mentre ho parato, poi vedremo anche questo. Però adesso il braccio che ha parato scende, si mette davanti, para il viso sempre, mai lasciare il viso scoperto. Quello che è al fianco gli passa davanti, incrocia, vedete? Va su e para e l'altro scende al fianco. Quindi semplicemente questo incrocio qui, sopra la testa, non qui, perché chiaramente non mi copro, né qui perché scopro il viso. Questo semplice movimento, quindi scende, l'altro ripassa davanti, para e questo va al fianco. Ora al contrario, qui, para. Se vogliamo fare con un passo avanti, sempre questo movimento, la mano che para, scende la stessa gamba. In questo caso la sinistra. Oppure la destra,